Euroregione News. Gasparri e il Friuli Venezia Giulia. Nel capoluogo del Medio Friuli, per appoggiare la ricandidatura del sindaco Fabio Marchetti, al senatore Maurizio Gasparri ha chiesto una disamine della nostra regione. La Serracchiani sta creando molto disordine nella gestione dei servizi sanitari e io nei giorni scorsi, parlando anche con la nostra coordinatrice regionale Savino e con gli amministratori, anche con il sindaco di Codroivo, ho toccato con mano questa preoccupazione e poiché c'è stata un'inversione di tendenza politica negli ultimi mesi nella regione Friuli Venezia Giulia, con le elezioni di Pordenone, con le elezioni di Trieste, dove l'affidabilità del sindaco di Piazza, che è stato rieletto dopo aver fatto per 2 mandati il sindaco della città giuliana, un tessuto territoriale che possa riportare il centrodestra anche al governo della regione e riprendere le fila di una situazione che sta scivolando di mano, secondo me, dall'attuale presidente della regione, i cui limiti di capacità sono evidenti. Fa parte peraltro di questo nuovo ciclo renziano che ha come cifra la presa in giro, l'inganno, il racconto. Vedo in queste ore spuntano ponti sullo stretto di Messina, 14esime, 15esime, 16esime. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.